TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Tutto è già stato detto sugli alpini, ma nella loro storia infinita ogni giorno sono protagonisti di una nuova pagina. La memoria e il sacrificio a cui è dedicata la giornata nazionale del 26 gennaio oggi si traducono in spirito di servizio per la collettività e grandi battaglie sul campo della solidarietà. Ancora una volta mi sento di ripetere, se non ci fossero gli alpini bisognerebbe inventarli. Con queste parole il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda le penne nere alla vigilia della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, che si celebra nell'anniversario della battaglia di Nikolaevka sul fronte russo nel 1943. Quest'anno il Veneto è onorato di ospitare nuovamente gli alpini che a giugno prossimo terranno a Conegliano il loro raduno triveneto, prosegue Zaia. Cambiamo argomento. Ieri, venerdì 24 gennaio, la provincia di Treviso ha inaugurato ufficialmente il nuovo IS Città della Vittoria a Vittorio Veneto. Dopo neanche 2 anni dalla posa della prima pietra, la nuova sede ha già accolto dal rientro dalle festività natalizie tutta la comunità scolastica. Per celebrare il completamento di quest'opera, fra le principali del piano di rinnovo del patrimonio immobiliare scolastico superiore finanziato dalla provincia con il PNRR, il presidente Stefano Marconna ha tagliato il nastro insieme alle autorità e al vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, che proprio in concomitanza di questi ultimi giorni di attività ha dato la sua benedizione alla scuola. L'intervento, coordinato dal settore edilizio della provincia e ultimato in tempi record, ha un valore di complessivo di oltre 12 milioni di euro. E la Camera di Commercio, attraverso progettualità dedicate B2B, percorsi formativi, laboratori guidati ed eventi, favorisce l'export delle imprese di Treviso e Belluno, mettendo in campo per il 2025 oltre 850.000 euro perché crede nell'internalizzazione quale leva della competitività economica in linea con l'obiettivo del governo di 700 miliardi, con la possibile ripresa anche nei volumi degli scambi internazionali. Si parte già il 30 gennaio con l'evento Inside Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Mozambico, Bulgaria, New York, Colombia, un evento gratuito e strategico che si terrà a Treviso in Camera di Commercio. Invito le imprese venete, comunica il presidente Mario Pozza, a guardare oltre i confini e a partecipare al prossimo evento che ho fortemente voluto affinché le aziende possano scoprire le opportunità di business e i settori chiave per rafforzare la competitività e potenziare l'internazionalizzazione. Segnatevi questo appuntamento. Domenica 2 febbraio 2025 dalle 10 alle 19 all'Hotel Maggior Consiglio, strada Terraglio 140 Treviso, torna Treviso Slow Wine nella sua 10ª edizione. Un importante obiettivo per la condotta di Treviso che da oltre 30 anni promuove sul territorio la filosofia slow food del buono, pulito e giusto. Durante Treviso Slow Wine verranno proposte in degustazione le etichette di rinomate case vinicole di Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Slovenia presenti nella guida Slow Wine 2025 di Slow Food Editore. Un viaggio che si snoda dal Trentino Alto Adige a Verona con le aree del Custozza, Bardolino, Valpolicella e Soave, dal Vicentino al Padovano, rispettivamente con Breganze e i Colli Berici ed Euganei, fino a giungere a Treviso con le colline del Prosecco e la zona del Piave, proseguendo attraverso le terre di pianura e le colline orientali del Friuli, il Coglio, Isonzo e Carso, per concludersi nella vicina Slovenia. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.